Salgono a 6.582 i positivi in Veneto, dove si registrano 16 decessi in più nelle ultime ore. I modelli matematici confermano che i contagi e i decessi sono destinati ad aumentare, a ribadirlo il governatore Zaia. Resta altissima l'allerta attorno alle case di riposo del Veneto, 336 ospiti e 211 operatori positivi al coronavirus, 30 invece le persone decedute. Dopo i 2 casi positivi tra i lavoratori dell'Electrolux, chiude gli stabilimenti produttivi fino al 14 aprile. Coronavirus, la preghiera del patriarca Moraglia nella Basilica di San Marco in un momento così delicato. Tabaccai come confessori, consoliamo gli anziani. Nicolò tornerà a casa con papà Tiziano, questo l'appello per i ragazzi che sono ancora fermi in Spagna. Venezia svuotata dal coronavirus, festeggia i suoi 1599 anni in un clima surreale, in una Venezia vuota dal coronavirus. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano vediamo tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nel veneziano e in Veneto. Sono saliti a 6.582 i casi positivi nella regione, 140 in più rispetto a questa mattina. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, 880 i casi positivi con un incremento di 6 casi. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento, vediamo in provincia di Venezia 3.905. Nel dettaglio aumentano anche il numero di ricoverati, in Veneto sono 1.436 con un incremento di 29 pazienti negli ospedali veneti, 318 sono i ricoverati nelle terapie intensive, con un incremento di 2 casi, e ancora 485 le persone dimesse. Sale anche il numero delle vittime, 273 decessi con un incremento di 16 decessi rispetto all'aggiornamento di questa mattina. Tra questi bisogna registrare 3 persone che hanno perso la vita all'ospedale di Mestre. E oggi consueta conferenza stampa del governatore Zaia, che ha detto i modelli matematici confermano che i contagiati e i decessi sono destinati ad aumentare. Zaia che poi si è detto pronto a studiare delle deroghe negli spostamenti per alcune categorie come i ragazzi con autismo. Intanto ci sono buone notizie sul fronte delle mascherine per gli operatori sanitari. Quindi siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a 4 per rinforzare ancora di più le prime fila, che sono quelle delle terapie intensive e semi-intensive, e questa è una sfida quotidiana. Non c'è ancora spazio per l'ottimismo. I modelli adottati dal Comitato Scientifico dell'Unità di Crisi parlano di ulteriori incrementi di contagiati e di vittime e fino ad oggi non hanno sbagliato. Lo scollamento registrato è di soli 2 giorni. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. E se il trend non mente, quella delle forniture continua a essere inevitabilmente una corsa contro il tempo. Arrivati 50 ventilatori dalla Svizzera, si aspettano quelli che dovrebbero giungere dalla Protezione Civile Nazionale. C'è poi il capitolo mascherine per gli operatori sanitari. Se quelle chirurgiche, dice Zaia, finalmente ci sono, si resta in attesa di quelle per le terapie intensive. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3, l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3, che è come aver scoperto una
un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Sul fronte degli spostamenti invece si stanno valutando delle deroghe come per i soggetti autistici. Io ho messo il limite ai 200 metri e ci sta e lo confermo da casa, no? Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici che hanno la necessità di far tanta strada a sti ragazzi per tenerli, diciamo, in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere magari con una subordinanza delle deroghe. Resta poi l'appello di sempre, anche perché la questione sanitaria non finisce con il ricovero. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. E restano sorvegliate speciali le case di riposo del Veneto. 336 ospiti e 211 operatori sono risultati positivi al coronavirus e 30 persone purtroppo sono decedute. Questi dati comunicati nel pomeriggio, e resta alto l'allarme per la ricerca di nuovo personale. Ci sono oggi diversi focolai in tutta la regione, nel Padovano, nel Trevigiano, nel Vicentino, qualcosa anche nel Veronese e nel Bellunese, quindi diciamo che il virus è entrato in più strutture. È un'emergenza silenziosa quella che si sta consumando in tante case di riposo del Veneto, dove garantire il turnover del personale è sempre più complicato ora dopo ora, da qui le nuove linee della regione pronta a richiamare alcuni profili in particolare. Abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con la cooperazione, con le cooperative sociali eccetera, la disponibilità di altro personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi è a casa, che è quello del semiresidenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 di aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto in quelle strutture che sono più in sofferenza. Ma nella questione del personale è compresa anche la dotazione dei dispositivi di sicurezza. Abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamolo, e mascherine chirurgiche e poi un po' di attenzione rispetto anche agli altri dispositivi nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Pronti a svolgere la loro funzione anche gli ospedali allestiti dalla Protezione Civile in ogni angolo del Veneto a supporto delle strutture ordinarie. Sono a disposizione, 3 sono in provincia di Verona, 1 in provincia di Treviso e 1 in provincia di Padova. Sono a disposizione della sanità, noi li abbiamo consegnati, sono già presidiati dalla Protezione Civile e dalle squadre di soccorso, perché ovviamente riattivare un ospedale vuol dire anche garantire il presidio di sicurezza, e sono a disposizione. Sono stati dimessi oggi dal Covid Hospital di Villa Salus a Mestre i primi 4 pazienti ufficialmente dichiarati guariti dal coronavirus. Si tratta di 3 pazienti maschi e di una donna, un uomo di 79 anni ricoverato dal 9 marzo, prima in geriatria, poi in pneumologia all'ospedale All'Angelo e trasferito a Villa Salus il 18 marzo. Un 64enne ricoverato in medicina all'ospedale di Milano il 10 marzo e trasferito a Villa Salus il 19 marzo. E ancora un 80enne ricoverato in pneumologia all'ospedale di Dolo il 10 marzo e trasferito a Villa Salus il 19 marzo e una donna di 73 anni ricoverata in pneumologia a Dolo il 13 marzo e trasferita a Villa Salus il 20 marzo. Nuovi letti con le specifiche strumentazioni per il regime di terapia intensiva nell'ospedale di Dolo. Procede a ritmo serrato l'ampliamento dell'area Covid-19. Prima dell'inizio dell'emergenza la rianimazione dell'ospedale di Dolo era attrezzata con 6 posti letto, ora si arriverà a 35 postazioni di terapia intensiva. Dall'unità di crisi regionale sono giunti letti speciali, respiratori e i monitor richiesti da queste particolari postazioni di cura. E ad accoglierli sono stati prontamente messi a disposizione gli spazi del blocco operatorio nella piastra di collegamento tra il blocco sud e il blocco nord del nosocomio.
E nuovo reparto Covid-19 alla casa di cura Rizzola a San Donà di Piave con 50 posti letto a supporto del Covid di Jesolo dell'ULSS 4. Nella casa di cura Rizzola a San Donà di Piave per ospitare pazienti Covid-19 dalla ULSS 4 allestiti 50 posti letto. La ULSS ha chiesto dei posti letto per i pazienti che sono in fase terminale, in fase di dimissione, diciamo, ma non sono ancora negativizzati per quanto riguarda il coronavirus e quindi ci mandano questo tipo di pazienti. Poi ci mandano anche dal pronto soccorso altri pazienti che potrebbero anche essere positivi al coronavirus, però sembrerebbe dal punto di vista clinico non ci sarebbero tante possibilità di positività, per cui intanto ci mandano questi pazienti per alleggerire il carico di Jesolo. A supporto infatti del Covid Hospital di Jesolo, messi a disposizione anche 2 respiratori e 4 letti per la terapia intensiva, struttura che in sole 48 ore è riuscita a mettere a disposizione della ULSS 4 anche un intero reparto. Un reparto dedicato con personale dedicato. Completamente blindato e isolato da quello riservato ai pazienti ordinari. Noi abbiamo ad oggi 4 pazienti soltanto ricoverati, di cui 2 positivi al coronavirus. I posti a disposizione sono una cinquantina. Il reparto dedicato è in funzione da poche ore e al momento i pazienti ospitati sono diventati 9. L'Ater di Venezia ha messo a disposizione della Protezione Civile 86 alloggi per ospitare medici ed infermieri impegnati nell'emergenza sanitaria nei territori degli ospedali diventati centri emergenziali anti-Covid-19. 45 appartamenti sono stati individuati nell'area di Villa Salus tra Mestre e Favaro, 31 nell'area dell'ospedale di Dolo e comuni limitrofi, altri 10 a Jesolo. Hanno dimensioni diverse con una metratura che va da un minimo di 42 metri fino ad un massimo di 102 metri quadrati. Le case dell'Ater dedicate al personale sanitario durante l'emergenza non rientrano tra quelle dedicate alle emergenze abitative e non sono abitazioni che sarebbero state assegnate a breve ai cittadini. Celebrata in Basilica di San Marco a Venezia la solennità dell'Annunciazione, come chiesto da Papa Francesco a tutti i cristiani del mondo, il Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, ha recitato a mezzogiorno una preghiera per invocare la fine della pandemia. Come ci ha chiesto il Santo Padre, ci riuniamo a mezzogiorno nel giorno solenne dell'incarnazione, l'annunciazione di Maria, alla Chiesa universale e preghiamo con le parole che il Signore Gesù ci ha insegnato. 25 marzo, solennità dell'Annunciazione. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, compie l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria dopo aver recitato il Padre Nostro chiesto da Papa Francesco, un appello del Santo Padre a tutti i cristiani nel mondo a raccogliersi in preghiera e unire le proprie voci allo scoccare del mezzogiorno per invocare Dio e la fine della pandemia. La preghiera si è svolta in Basilica di San Marco, dinanzi all'icona della Nicopeia. Dopo i giorni del dolore e della lontananza, vedremo sorgere quell'umanità rinnovata che si riconosce in Dio e lo ama. Così sia. La ricorrenza a Venezia ha un significato particolare. Secondo tradizione, la fondazione della città avvenne il 25 marzo dell'anno 421. E per noi veneziani sarà anche l'inizio di quell'anno che ci prepara al 1600° anniversario della fondazione della nostra città. È anche un momento importante, sostituisce l'infiorata che facevamo con i nostri bambini di fronte alla piazza, al piazzale della stazione di Santa Lucia. Una giornata vissuta con modalità diverse dal solito a causa dell'emergenza sanitaria, ma con la fede e la speranza che questo momento difficile sarà superato presto. Tabaccai come confessori, a rivelarlo la Presidente della Federazione Provinciale che ringrazia l'intera categoria sempre più esposta ai rischi.
Tabaccai veneziani sempre più in trincea e nel ruolo che va sempre più nella direzione di insolito confessore. L'altro giorno una signora anziana si è messa a piangere proprio perché gli manca il rapporto fisico con le persone, il fatto di uscire pochissimo, quasi niente, perché i figli o qualcuno gli porta a casa la spesa. Nel racconto della presidente della Federazione Tabaccai Provinciale, il fatto di come i rappresentanti della categoria abbiano ormai intrapreso il sentiero di una nuova direzione. Oggi soprattutto si stanno erogando servizi per sopperire le chiusure degli uffici postali che sono aperti alternativamente qualche giorno, qualche mezza giornata, oppure quello dei servizi bancari che molte filiali sono chiuse. Insomma, la gente va e non soltanto con la scusa, anche se c'è, del pacchetto di caramelle, il gratta e vinci, le sigarette e non ultimo il pagamento delle bollette. I tabaccai in questo momento stanno svolgendo un lavoro, a mio avviso, molto importante per la cittadinanza, perché non è il lavoro normale di sempre. Nei tabacchi il via vai è continuo, con la categoria sempre più a rischio. Approfitto per ringraziare tutti i miei colleghi che stanno lavorando diligentemente, a proprio rischio, perché appunto il pomeriggio a un certo orario non c'è più nessuno per le strade, non è semplice. Tornano a casa e hanno delle famiglie, perciò c'è sempre la paura perché questo virus può colpire chiunque. E poi con il coronavirus aumentano gli acquisti dei veneziani online e la Filt CGIL lancia un appello ad acquistare solo ciò che è veramente necessario. La Filt CGIL di Venezia fa questo appello alle consumatrici e consumatori di ordinare via web solo quello che è veramente necessario, perché tutte le cose futili che non possono servire o che si possono consumare in un altro momento mettono a dura prova e a rischio delle persone. In un periodo in cui si è costretti a rimanere a casa, c'è chi non potendo fare più acquisti nei negozi, peraltro tutti chiusi tranne alimentari e farmacie, ha trovato in internet una valida alternativa. Ma consegnare la merce a casa non è un freddo e impersonale algoritmo. Il click sulla tastiera mobilita un piccolo esercito di lavoratori e lavoratrici dei magazzini di logistica e spedizione, autisti, consegnatari dell'ultimo miglio, piloti delle imbarcazioni, marinai, drivers, bikers, esposti inutilmente, dice la Filt, al rischio contagio da coronavirus. Addirittura ci riferiscono che qualcuno ha ordinato una cassa d'acqua via web. Insomma, cerchiamo di non rasentare il ridicolo, ma cerchiamo di avere rispetto per queste persone che veramente rischiano la vita. Si tratti di bottiglie d'acqua o di capi d'abbigliamento griffati, la richiesta è di ordinare sui portali web le mercanzie veramente necessarie. C'è poi un'ulteriore questione legata alla sicurezza che in questo eccezionale periodo d'emergenza viene posta dal sindacato. Abbiamo fatto un appello al sindaco di Venezia affinché vigili sull'ordinanza comunale per la navigazione che prevede il fatto che la barca che consegna ovviamente non venga mai lasciata incustodita, perché purtroppo con troppi ordini cosa succede? Che il personale a bordo viene limitato e il pilota magari deve essere costretto a fare anche delle consegne. Rientreranno a casa a Meolo e a Silea con le rispettive famiglie i 2 studenti Erasmus che venerdì arriveranno a Genova con una nave della Farnesina. Grande la mobilitazione intorno a loro. Nicolà Gasparini e Martina Alfier, gli studenti Erasmus di Meolo e Silea bloccati a Barcellona, torneranno a casa da Genova venerdì prossimo. A dirlo la mamma di Nicolò, commossa e felice nel raccontare della grande mobilitazione che in nemmeno 24 ore si è mossa attorno alle 2 famiglie, a cominciare da quella di un tassista che avrebbe messo a disposizione la sua auto. Chiedendoci solo i soldi della benzina, pensi la solidarietà e l'onestà di questa gente. Quindi l'interessamento del sindaco di Meolo, Daniele Pavan. E poi ha detto nel peggiore dei casi
io mandavo qualcuno della nostra protezione civile a prendere Nicolò e a portarlo a casa. Si era detto disponibile anche il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino. Dovessimo essere coinvolti o richiesti di fare la nostra parte, come ribadivo prima e come sempre faremo la nostra parte a servizio del nostro territorio. Ma poi è giunta la telefonata della prefettura di Venezia con le rassicurazioni e una frase su tutte: potete partire, rientrate nelle deroghe previste dall'ultimo DPCM per le emergenze. Nella voce di mamma Paola la gioia di tanto interesse. In questo momento già difficile di per sé stesso, mi sento di ringraziarvi, semplicemente grazie, però detto talmente col cuore che mi sento di farvi come un regalo, nel senso che voi dovete sapere quanto mi siete stati utili, ecco. E quindi io vi ringrazio e adesso mi fermo perché sennò mi emoziono. Oggi ricorre la Fondazione di Venezia, una ricorrenza che non si è potuta festeggiare come sempre a causa dell'emergenza coronavirus. La città compie 1599 anni. 25 marzo 401 nasce Venezia. Quei primi piccoli insediamenti in laguna di chi fuggiva dalle invasioni barbariche, soprattutto di Unni e Longobardi, che segnarono il V secolo, daranno vita ad una storia unica, ad una città diventata uno straordinario centro politico, culturale ed economico. La tradizione vuole che il 25 marzo 421 sia la data di consacrazione della chiesa di San Giacometo, sulla riva alta, Rialto, il primo insediamento a Venezia. Ed è la chiesa in cui quest'anno, a causa del coronavirus, la ricorrenza non si è potuta celebrare come avveniva sempre grazie all'associazione Venezia Serenissima. Ma il compleanno di Venezia rimane una data che unisce simbolicamente nei festeggiamenti non solo i residenti in città. Sono cittadini di Venezia non soltanto quelli che ci sono nati, ma tutti quelli che gli vogliono bene, che la amano, che amano la sua storia e la sua civiltà, che è sempre una cosa straordinaria. È bello vivere nell'arte ed è bella e straordinaria la vita nella sua laguna che va rispettata. Al di là dell'emergenza sanitaria di queste settimane, non è un periodo facile per Venezia, i cui fasti rimangono nelle sue bellezze artistiche e architettoniche, nella sua storia, ma in un presente segnato da un problema di spopolamento, di un'economia basata quasi unicamente sul suo sfruttamento turistico e da problemi di conservazione. Speriamo che ci sia un rinascimento vero e che chi è stato finora disattento per lo sfruttamento della città con un turismo di massa e anche un motondoso che ne ha distrutto le fondamenta e senza attenzione per la conservazione dei suoi palazzi, possa invece saperne riqualificare la sua tradizione, la sua cultura e soprattutto rivitalizzare il tessuto sociale che in questo momento è quello che soffre di più. Subito dopo di noi, edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, via Skype in collegamento, governatore Zaia per tutti gli aggiornamenti. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Condizioni di tempo variabile sul nostro territorio, qualche piovasco, forti venti di bora e clima ancora freddo. Il dettaglio di giovedì 26 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' dappertutto e come detto non si esclude nemmeno qualche goccia di pioggia sulle zone pedemontane, specie al mattino. Temperature sostanzialmente stabili ma sempre sotto la media stagionale, minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi invece tra 6 e 9 all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia e Giulia, con molte nubi ovunque e con isolate piogge in serata a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime oscillanti invece tra gli 8 e i 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà nuvoloso con occasionali piovaschi misti a neve. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.